Amici di Sportisili, buon pomeriggio e buon anno dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi il secondo turno di Coppa Sicilia che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Futsal Emiri. Due squadre che quest'anno si sono già affrontate, ma sicuramente siete tanto preparati perché seguite in ogni diretta questa formazione della squadra rossonero che si è, ricordiamo, classificata almeno nel girone di andata come campione d'inverno in campionato, ma oggi è la Coppa, dunque bisogna parlare di tutt'altro, tutte statistiche, ma anche modo di giocare, perché sappiamo che Coppa non è mai la stessa cosa, ci sono sempre delle gare che possono essere secche, in questo caso si tratta di andata e ritorno, ma vincere dentro casa può avere tanta valenza. Nel frattempo ricordavamo la gara di campionato terminata con la vittoria per 4-0 per la ciurma di mister Natale Gentile, tra l'altro è stata anche l'ultima giocata in casa dal Palermo Futsal Club nel 2024, in quanto l'ultima partita poi in realtà giocata è stata quella contro il Bonifato Alcamo, ma in trasferta al Pala Grimaudo di Alcamo. Nel frattempo vi ricordiamo anche chi ha segnato nel 4-0, i gol sono stati di Nazareno Franco, Lorenzo Lopez, Antonio Pisani e poi capitane Vito Lafiura. Oggi lo stesso capitano infatti è lì pronto a guidare i propri compagni, stanno nel frattempo scambiando cenni d'intesa con il direttore di gara. Oggi ci sono tante novità in casa Emiri perché a differenza di quello scontro vinto dai rosanero per il 4-0 ci sono praticamente tantissimi volti, non diciamo nuovi perché chiaramente non lo sono, ma tanti giocatori che rientrano tra infortuni e così via. Ci riferiamo sicuramente a Danilo Ciaramitaro, ci riferiamo anche a Giuseppe Rappa che andrà probabilmente ad occupare la fase difensiva e quindi giocherà come centrale di difesa. C'è anche un new entry effettivo, ovvero quello di Filippo Giangrandi preso dal Villava in prestito. C'è anche poi Nicolò Rinicella che torna ai tre pali. Questa sicuramente è una grande notizia per mister Orlando. Nel frattempo una grande notizia anche per mister Gentile perché è tornato finalmente Francesco Catania, lui che era riuscito a iniziare il campionato veramente in una maniera incredibile con 3 partite, 2 gol e 2 assist, insomma un inizio di campionato strabiliante, poi però un brutto infortunio al ginocchio. Oggi fortunatamente ritorna in campo. Nel frattempo vediamo il quintetto iniziale con Franco, Nicchia, Pisani, Chinnici e Cali. Dall'altra parte invece Guglielmini, Pecoraro, Giangrande, Comito e Rinicella. Insomma, questi saranno i due quintetti scelti dai due tecnici, ma nel frattempo un minuto di silenzio. Adesso anche il minuto di silenzio, adesso si può finalmente iniziare a giocare con il diretto di gara che andrà infatti ad indicare l'inizio della sfida, il signor Schifano della sezione di Trapani, un fischietto piuttosto importante per questo match, vista la sua grande esperienza in categorie superiori. Nel frattempo il primo possesso palla dovrebbe essere il Futsal Emiri con Pecoraro sul punto di battuta. Fa sicuramente un po' riflettere l'assenza dal primo minuto di Emanuele Fiorentino, lui che al momento è il giocatore che più di tutti è riuscito ad entrare nei gol rosanero, assente anche al momento Vito Lafiora, ma siamo sicuri che entrambi entreranno alla prima occasione. Nel frattempo sulle punte battuta ripetiamo Pecoraro, tra i pali c'è però Arcinesi e non Renicella. Inizia anche il match con Guglielmini, Comito, Giangrande, subito il movimento di Guglielmini, con l'esterno lo serve ma leggermente in ritardo perché Nicchi era stato molto bravo a rubare il tempo. Pecoraro, Siato lancia, cerca il passaggio in mezzo, Chinnici è molto attento però il Deving è rischioso. Pecoraro ruba il pallone, Pecoraro, palla fuori, non di molto. Questa è stata un'occasione ghiottissima per la squadra ospite che per poco non sbloccava il risultato dopo nemmeno un minuto, 30 secondi circa dall'inizio. Pisani si concede un dribbling su Salvo Guglielmini, rischia un poco, poi passa, grande giocata di Antonio Pisani, va con la sua veloce Pisani, Guglielmini
qui molto caparbio a rubare il tempo e il pallone. Pecora lo torna dietro, ha iniziato molto bene qui il Futsal Emili, qualche errorino forse per Rosanero, forse non sono messi benissimo in campo, però la partita è iniziata veramente da poco. Pisani, Chinnici, Pisani, Franco, c'è lui il pallone, c'è vicino a lui Antonio Pisani, Nicchia, ma se calcia, era un'occasione anche ghiotta, però non se l'è sentita il giovane classe 2005, poi Pisani prova l'imbucata, era giusta, ma in anticipo anche Guglielmini, poi Pisani col tacco sempre verso Nicchia, che lo ringrazia, ma non aveva pensato a questo pallone, era effettivamente molto complicato, ma l'idea di Pisani era comunque giusta. Giangrande pulisce il pallone, Guglielmini si concede un dribbling, passa su Comito, palla anticipo di Nicchia, va giù Guglielmini, non c'è nulla però, fa cenno di rialzarsi con le mani, poi Arcilesi, Giangrande centrale, Pecoraro, Franco qui in netto anticipo, poi palla lunga verso Nicchia, idea sicuramente non sbagliata da parte dell'ex calciatore del Pioppo, Nazareno Franco, però anche forse un po' complicata. Giangrande, Comito, che viene soprannominato il professore per le grandi doti. Guglielmini sotto lo sguardo del servizio d'ordine Giuseppe Velardi. Franco poi ruba il pallone a Pecoraro quasi sotto le gambe, poi si autolancia Giangrande, molto bravo a tenerlo, ancora Franco in mezzo a due, casca giù e calcio di punizione. Buona giocata qui di Franco, che dapprima ha rubato il pallone a Pecoraro quasi infilandosi sotto le sue gambe, poi ha provato una giocata solitaria, Giangrande lo ha prima trattenuto, poi vedendo di non riuscire a fare altro è stato costretto anche al fallo. E dunque calcio di punizione, sentiamo la voce di Arcilesi, che qui infatti sta comandando i suoi compagni di mettersi meglio, un po' più a sinistra. Questo è quello che ha detto Pecoraro sul palo, solo Guglielmini lì. È uno schema, Chinnici per Franco che calcia, Giangrande mette il piede, la tibia addirittura, e palla in calcio d'angolo. Anzi no, rimessa laterale, zona però prettamente offensiva, infatti lo battono quasi come tale, ma non si sono capiti, e infatti Chinnici dice di aspettare, di posizionarsi probabilmente meglio. Guglielmini torna dietro, Comito si concede un piccolo dribbling sul giovane Nicchia, poi torna dietro Arcilesi, va in avanti ma sbaglia, Franco in anticipo, Chinnici, adesso è un momento favorevole per i ragazzi rosanero che sembrano in controllo della partita. Franco cerca un'imbucata, c'era Nicchia che si stava inserendo al secondo palo, Arcilesi invece molto bravo infatti a chiamare ai suoi compagni la diagonale con Comito che sembrava essere lì, effettivamente l'esperienza del difensore lo fa anche presupporre. Franco e due, vai all'infinito, Pisa, anche tu. Pisani che sbaglia il passaggio. Ricordiamo che per questa gara saranno disponibili 2 match, uno è proprio quello di oggi, poi ci sarà la gara di ritorno che chiaramente verrà giocata sul campo di Casa degli Emiri. Comito vuole il dribbling, Nicchia mette il piede lì dov'è, è corretto metterlo per non fare passare il professore Comito. Guglielmini sulla posizione di Giangrande, Franco molto bravo poi a rubare il tempo, Pisani lotta con forza con Giangrande, veloce Pisani, va sul sinistro, sul fondo forse un po' troppo, e poi è calcio d'angolo con Pisani, che infatti abbiamo sentito a gran voce qui dire al diretto di gara di concederlo, così è stato. Pisani schema per Chinnici, Arcilesi mette sopra in calcio d'angolo, buona azione qui da parte di Rosanero, l'ennesimo schema creato da mister Gentile per liberare la conclusione del 10. Franco, buono qui l'aggancio, va sul fondo e sul destro, crossa dentro,
un mix forse tra un tiro e un passaggio, ha avuto qualcosa di mezzo, non è positivo, però sempre pericoloso qui il numero 14. Giangrande, Pecoraro, l'anticipo di Chinnici qui con forza, ma anche con rapidità, si è messo davanti al proprio avversario con Pecoraro che non ha potuto far nulla. Adesso batte la rimessa. Comito, aggancio non è perfetto, supera comunque Pisani, poi il dribbling non riuscito, Pisani è in porta, Pisani, Arcilese, chiude tutto, era una grande occasione questa, ma l'ha sprecata Antonio Pisani. Sarà calcio d'angolo, mette dentro Nicchia, se l'ha inserito, poi Comito, palla verso Guglielmini che è veloce, Guglielmini può puntare, poi il Chinnici non si fa saltare, ruba il pallone ma ruba anche il tempo perché è tanto veloce, Comito lo tocca col ginocchio, poi Chinnici ancora nasconde il pallone, apparecchia per Franco, calcio di punta, male, palla fuori, però sta crescendo la squadra rosanera. Giangrande, Comito, sempre Giangrande, passaggio dalle parti del compagno, poi si autolancia Comito, poi si ferma, in realtà va incontro invece Guglielmini, Giangrande, lotta, Nicchia che subito a dare fastidio al possessore di palla, Giangrande con Pecoraro prova a duettare i due, sempre Giangrande, questa volta torna dietro saggiamente, sa che è anche un po' complicato partire da solo e difatti decide di appoggiarsi dalla parte di difesa, tanto Pecoraro qui non fa probabilmente la migliore giocata perché ha provato a servire il compagno nuovamente ma niente, questa volta è andata a buon fine. Pecoraro che ha già calciato in porta, o meglio ha calciato dalle parti di Calì però senza prendere la porta, con tanta forza, poca però precisione, insomma non benissimo. Franco nel frattempo li urla anche di Pecoraro, poi Giangrande che si aiuta un po' con le braccia per utilizzare un eufemismo, però il direttore di gara era molto vicino e dunque dice tutto ok, tutto da giocare. Comito, rimessa rosanera. Anche mister Gentili infatti sta un po' lamentando della scelta delle direttori di gara di non fischiare questo intervento. Pisani qui rischia tanto perché Guglielmini aveva anche rubato il pallone, lo riserva nel frattempo a guidare il pressing e Pecoraro, poi Franco sceglie bene il tempo e va verso l'interno, Guglielmini, poi Comito prende il pallone, Nicchia, fallo. E fallo di Franco qui con Comito che ha alzato il pallone nel tentativo di eluderlo, c'è anche riuscito. Pecoraro nel frattempo rientra bene destro-sinistro, Chinnici lo fronteggia, va verso l'interno, poi apparecchia, Comito può calciare, lo fa da fuori e poi Calì respinge non benissimo perché c'era l'opposizione anche di Chinnici che gli si era posto davanti e difatti non è stato pulitissimo, però ma comunque respinta. Nel frattempo dentro Fiorentino, fuori Pisani, vediamo chi farà il... No, non cambia nulla perché Pisani stava giocando laterale in realtà, perché Nicchia è il pivot. Fiorentino, il dribbling tentato da Pecoraro, riesce a passare, Pecoraro con grandi qualità, Pecoraro prova a saltare anche Chinnici, poi Franco mette una pezza dopo l'aiuto anche di Fiorentino. Nicchia è un 4 contro 2, Pecoraro forse un po' troppa fogga, getta giù il piccolo Nicchia, ma il calcio di punizione un po' incredulo qua il numero 7 degli Emiri, però sembra effettivamente corretta la scelta. Fiorentino duetta con Nicchia, di ritorno Fiorentino, Arcilesi, poi Franco e palla respinta da Giangrande che si frappone tra la porta, il pallone, i giocatori, tra tutti mette palla in rimessa. Chinnici, finta e controfinta come sempre, Chinnici, no, che fa? Va sul mancino, poi parecchia, Nicchia! E la appoggia in porta! Ma che giocata di Lorenzo Chinnici che fa sembrare come sempre tutto tanto facile, ma in realtà non lo è stato mica. 0, anzi 1-0. Hai 2 minuti, hai 2 minuti. Grande Chinni. Che palla incredibile di Lorenzo Chinnici che come sempre da mago assoluto nasconde il pallone, lo fa ricomparire lì dove arriva Nicchia che col piattone batte Arcilesi
e sblocca il risultato. Franco Parisi nel frattempo tocca anche il primo pallone, entrato al posto di Guglielmini, no, Guglielmini in campo, posto di Pecoraro, con Giangrande che va a fare il pivot. Mi sbaglia l'aggancio. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio, perché forse sta per entrare Vito La Fiura, il capitano. Vediamo, sicuramente al posto di Nicchia, è un po' difficile ipotizzare per un altro, però Fiorentino qui rischia tanto su Guglielmini, tiene comunque lì Franco. Chinnici, ritorno, non è pulitissimo. Ale, non ti fermare, Ale. Anche su John nel frattempo è pronto al cambio, forse per Franco. Guglielmini per Giangrande, Calì con i pugni. Sentiamo nel frattempo la voce di Mister Gentile, detto a Franco di avere un minuto. Chinnici anticipa tutti, Chinnici contro il portiere, Chinnici salta tutti e fa gol. Ci ha preso gusto Lorenzo Chinnici, che dopo non aver trovato gol se non nella prima di campionato, ne ha fatti 2 la scorsa e adesso continua a segnare, continua il suo momento d'oro con un super anticipo e poi salta il portiere e con il piede non suo, col destro fa gol, 2-0. Stava anche giocando bene in realtà il Futsal Emili, ma qualcosa non ha funzionato. Il Palermo lì si è inserito con prepotenza con un super Lorenzo Chinnici che ha fatto prima un assist e poi un gol, insomma una gara delle sue queste. Nel frattempo dentro Sciacca al posto questa volta sì di Guglielmini. Nel frattempo cambi su John e La Fiura per Nicchia e Franco. Vediamo come toccherà il primo pallone il capitano del Palermo. Fiorentino intercetta dopo il passaggio di Accesi non preciso, va sul destro, salta tutti. Fiorentino si ferma, giù con Parisi, non c'è nulla, poi il pallone viene buttato fuori. Rimasto giù Fiorentino. La Fiora restituirà chiaramente il pallone agli Emiri per correttezza, e infatti è così. Applausi per lui. Parisi, buona giocata, Giangrande, poi su John, subito a lottare, lasciando anche la zona di competenza per andare dall'altra parte, sempre molto bene. Giangrande, imbucata su John ancora, chiude bene la diagonale, però forse bisogna chiudere meglio il centro perché questa palla stava per essere passata. La Fiura, Fiorentino. Fa 2 tocchi, raga. Non ti fare pressare. Chinnici, palla lunga per Fiorentino, che palla Fiorentino! Con l'esterno poco preciso questa volta, però che pallone ha dato ancora una volta Lorenzo Chinnici. Ora, dagli fastidio. Allo sganciato. Arcilesi si sgancia su John, Comito la difende su John, è molto bravo a pressare, è molto utile in questo momento della partita il numero 8. Nel frattempo si riscalda Rappa, che potrebbe finalmente fare il suo ingresso in campo, perché ricordiamo un brutto infortunio l'ha tenuto lontano per tanto tempo. Difatti questa è soltanto la sua prima partita stagionale ed è un giocatore che è mancato veramente tanto agli Emiri, perché è uno dei centrali probabilmente più forti della categoria. Comito dialoga con Parisi che cerca la porta, Chinnici allontana, poi La Fiura tiene lì Fiorentino da dietro, Giangrande, poi Chinnici si mette davanti. Sarà rimessa laterale Sciacca, Giangrande fa bene il lavoro da pivot e poi utilissimo invece l'altro pivot, ovvero La Fiura, che qui mette la punta per dare fastidio nella conclusione che stava quasi per arrivare da parte di Sciacca. Le libera il pallone, poi Comito, Giangrande ancora, vuole spazio, si ferma, prova l'imboccata ma sbaglia perché Fiorentino si trova lì. La Fiura alza il pallone, alza pure la testa perché c'è su John, l'aggancio non è dei migliori, forse è sbagliato, infatti poi il cross non viene al meglio delle sue possibilità. La Fiura vince il rimpallo con Giangrande, poi attacca la porta, La Fiura, il capitano continua anche lui il suo momento d'oro, 3-0.
E poi la carica anche di Peppe Cali che dice ai suoi compagni che la gara è ancora sullo 0-0. Nel frattempo time out chiesto dagli Emiri. Minuto 16 di gioco, time out nel frattempo. Piccolo momento per riposarci un attimo, ma sappiamo, lo sapete benissimo anche voi, in questi momenti non bisogna mai abbassare la guardia, lo deve fare soprattutto la squadra di mister Gentile, che al momento sta facendo una grande partita, ma sa bene che gli Emiri è una formazione che non molla mai, che può tornare in gara praticamente in qualsiasi momento. Adesso ci sarà qualche cambio, però attualmente non vediamo nulla né in casa rosanero né per gli ospiti. Vediamo se effettivamente qualcosa si muoverà. Potrebbe esserci richiesto ad esempio di Lopez, che è un giocatore che solitamente in questi momenti può tornare tanto utile. Nel frattempo fuori Comito, dentro Rappa. Minuto 17. Non lo fai ragione, non ti devi fermare a 2 metri. Poi sbaglia Sciacca, momento forse non facile psicologicamente per gli Emiri. Nel frattempo cala anche il sole. Fiorentino cerca l'imbucata, Sciacca però si mette davanti con il ginocchio. Anche per Fiore, parti Fiore. Sujon perde forse un po' troppo tempo e difatti direi di Tregara chiama il cambio. 1-1, sempre 1-1. Rappa nuovamente Parisi, se si autolancia con Sujon, potrebbe puntarlo, lo fa in mezzo a due. Fiorentino fa fallo, calcio di punizione, chiede scusa poi la Fiura, non è stato lui a commettere il fallo, però da capitano va subito a chiarirsi. Terzo fallo di Rosanero quando mancano 12 minuti più un minuto di recupero in realtà. Nel frattempo Calì blocca un facile pallone arrivatogli dopo il tiro smorzato di Sciacca. Chinnici come sempre si mette con tanta personalità su quel pallone, ma veniva comunque una rimessa. Rappa col petto, qui inizia anche il duello tra Rappa e la Fiura, un duello che probabilmente vedremo per tanti minuti, almeno fin quando i due saranno in campo, chiaramente. Fiorentino, le dribbling, le finte, lascia lì il pallone, scambia con Chinnici. Fiorentino invita anche al possesso su John, che adesso va sulla sinistra e fa un po' saltare qualche marcatura il movimento di su John. Chinnici in anticipo, Fiorentino, la Fiura si trova lì con Giangrande e lotta sempre su tutti i palloni su John, poi cambia dalle parti di Fiorentino. Nel frattempo vediamo se e quando entrerà Catania, che potrebbe essere uno dei giocatori oggi forse tra i più attesi, visto l'infortunio che ha avuto. Ritorna dopo tanti mesi in campo e vedremo se mister Gentile gli concederà qualche minuto in campo. Fiorentino in mezzo a due, palla che passa, la Fiura la difende, poi Sciacca va forte su di lui, però Fiorentina ancora una volta al possesso. Chinnici finta, va sul mancino, è veloce, si ferma, poi cerca un passaggio, Rappa capisce tutto in anticipo. Giangrande su John, quasi gliela rubava. Giangrande la torna dietro, Parisi, pressione alta di Rosanero con Rappa che adesso invita Giangrande. Buon il pallone, la difende benissimo l'ex Villaure, in mezzo a due, prova ad andare via, quasi passa, poi Sujon si mette davanti, subisce anche fallo. Grande inizio di Sujon. Fiorentino, due tocchi, facciamo lì. La Fiura, Chinnici su John. E due. Qui sentite la voce di mister Gentile quasi a comandare i suoi ragazzi come se avesse un joystick per... No, prova, tranquillo, ti occupare. Invece però perdona Fiorentino per questo errore. Rappa, tacco di Parisi, Chinnici va in anticipo, Giangrande ancora una volta, Chinnici che è partita, prende praticamente tutti i palloni, poi cerca l'imbucata verso la Fiura, palla che non passa, arriva Arcilesi che si è anche disfatto del suo cappellino. Tutto! Rappa, pressione alta su John e non la tocca, col tacco va pronto ad agganciarla.
frattempo forse è pronto un cambio, vediamo. Dentro Vivarelli, fuori su Jean. Grande prestazione per Sujan, che è stato praticamente perfetto in quei minuti che ha giocato. Palla dentro Parese e Cali si mette anche lui in mostra. Grande parata, forse col tacco addirittura. Poi Sciacca al volo, si coordina benissimo, non trova la porta, ma l'aveva anche presa molto molto bene. Vivarelli, Fiorentino, fallo di Ciaramitaro, penetrato. Ciaramitaro è entrato al posto, vediamo di chi? Posto di Giangrande. Ci siamo. Fiorentino sbaglia perché regala Sciacca, doppio passo, Sciacca, la Fiora ancora ritorna. Ennesimo pallone recuperato anche dal capitano, poi Vivarelli nasconde la palla, qui forse il fallo ci poteva anche stare. Molto vicino, il di gara dice alle giovani Vivarelli di rialzarsi, però Ciaramitaro cicca la conclusione, Fiorentino in anticipo, poi Chinnici, ultimo tocco però, e di Ciaramitaro. Vivarelli vince un rimpallo, non il secondo, qui sbaglia Ciaramitaro, non mette il piede Chinnici che poi lancia un'occhiataccia in panchina. Qui brutto errore da parte di Vivarelli, che non deve fare queste giocate, perché perdere un pallone lì e subire il gol sarebbe una brutta mazzata per il Palermo. Poi ancora Ciaramitaro, Cali mette una pezza come può, poi Chinnici, deviazione ancora di Ciaramitaro e Cali fa subito ripartire Fiorentino. Gioca che sono altri. A due tocchi, vai a giocare la palla però. Vivarelli, palla dentro, era giusta l'idea, poi Ciaramitaro però capisce tutto, la Fiora spalla e spalla, però forse con un po' troppa veemenza, e dunque calcio di punizione minuto 23. Rappa apre subito, Sciacca attraversa ancora come nella gara di campionato. Cali non abbiamo visto se l'ha effettivamente toccata, in quel caso in campionato sì, lo fece, questa volta non ne siamo sicuri, ma poi glielo chiederemo nel post partita. Si rimane sul 3-0. Abbiamo avuto un suggerimento, l'ha toccata Cali anche questa volta, insomma credo che Sciacca qualcosina gliela dirà forse nel post partita, perché gli ha levato 2 gol praticamente in 2 partite. Palla dentro imbucata, Fiorentino le finte, va sul poi punta e non trova la porta. Qui poteva fare forse di più però Fiorentino. Ciaramitaro, Sciacca, pressione alta di Vivarelli che lo fa passare forse con troppa facilità. Sciacca ancora, Sciacca va giù, fallo e giallo per Vivarelli. Ed è il quinto fallo per gli Emiri. Nel frattempo si riscalda Catania. Andrà probabilmente Parisi, perché per lo sguardo e la prossimità del corpo dovrebbe essere lui a battere, però si è allontanato di fatti Ciaramitaro. Luca, occhio alle spalle, occhio alle spalle. Occhio a questo, Luca. Fa Parisi. Luca, stare calmo però, Luca. Nel tempo Ciaramitaro si mette davanti per ostruire Cali. Ma va Parisi! La Fiora para questo tiro. Adesso c'è anche un po' di nervosismo in campo per la posizione di Ciaramitaro, che voleva impedire, poi Cali col piede, cosa ha levato, guarda caso ancora una volta Sciacca, questa volta i dubbi non ci sono, l'ha presa Cali, e come se l'ha presa. Poi fallo di Rappa su Fiorentino, gioco fermo. Arbitro, time out! Nel frattempo time out chiamato a gran voce più di una volta anche da mister Gentile, che vuole fare funzionare qualcosa che magari in questo momento non sta andando. È una grande partita di Rosanero, però forse qualcosina in fase di uscita deve migliorare, perché sono tanti palloni persi tra Vivarelli e Fiorentino quest'oggi, nel tentativo di chiaramente aprire
una strada migliore. Le intenzioni sono corrette, però forse oggi non è facile perché gli Emiri comunque è una formazione anche piuttosto forte fisicamente e saltare nell'1 contro 1 non è semplice. Adesso ci sarà qualche cambio perché Catania stava continuando a riscaldarsi, potrebbe fare il suo ingresso, vedremo. E poi vi mostriamo anche mister Gentile che parla con i suoi ragazzi. C'è un Lorenzo libero. E poi anche mister Orlando qui con i suoi ragazzi, parlare con Rappa che qui non è il capitano perché, anzi no, è il capitano. In Distita non era indicato in realtà come il capitano, però effettivamente sembrava un po' strano in quanto Rappa è il leader di questa squadra dal punto di vista psicologico. Nel frattempo torna in campo Catania. Catania al posto di Fiorentino. Questo è un cambio che sicuramente anche nel corso della stagione vedremo, perché Catania è il giocatore che forse più da vicino ricorda Emanuele Fiorentino. I due non hanno mai giocato insieme per l'infortunio del 20. Ciaramitaro calcia e Cali col ginocchio. Dicevamo, Catania non ha mai giocato insieme a Fiorentino perché lui si è fatto male nella gara precedente, quindi nel riscaldamento della sfida contro l'Altofonte, che rappresenta anche l'esordio assoluto di Fiorentino. Poi Ciaramitaro calcia fuori, dicevamo, e quindi non hanno mai giocato insieme, però sono giocatori molto simili. Rappa in anticipo, la Fiura, l'ultimo tocco di Rappa ed è rimessa Rosanelli. Anzi no, è rimessa Ospiti. Ciccio è nel centro il passaggio. Anche qua Ciccio. Parisi, pressione, va ad alzarsi Catania, poi Mattia Pecoraro qui aggancia bene il pallone e da pivot lo serve a Parisi, di ritorno ancora Pecoraro contro Chinnici, lo vuole ubriacare con le finte, raddoppio di La Fiura che comunque è sempre molto utile anche in fase difensiva. Ciaramitaro in mezzo a due prova a passare, poi Vivarelli mette una pezza, si autolancia, è veloce Vivarelli, più veloce di Pecoraro soprattutto. Vivarelli si chiude un po', va a lottare col fisico, ma non guadagna nemmeno la rimessa, con Rappa che la mette subito in campo verso Pecoraro che si aspetta il ritorno di Vivarelli, poi cerca il dribbling ma La Fiura decide che oggi non si passa dalle sue parti, contropiede 3 contro 3. Chinnici, La Fiura, prendi Rappa in pieno, non c'è nulla, tutto ok. Rappa, Ciccio in mezzo, Ciccio. Parisi, Ciaramitaro, Pecoraro, Parisi, minuto 29 di gioco, manca un minuto, poi qualcosa da recuperare sicuramente, i 2 minuti dei altrettanti time out. Quelli sono obbligo. Poi Pecoraro calcia da fuori, palla in out, dicevamo 2 minuti quindi saranno obbligatori, poi non pensiamo ci possono essere altri perché non ci sono state in realtà delle interruzioni tali da fare pensare ad un recupero. Pecoraro, Parisi, si è giocato anche piuttosto tutti i momenti. Parisi! Calì chiude nuovamente la strada. Che partita di Peppe Calì, che stagione in realtà. Schema. Ciaramitaro, 1-2 con Rappa, Catania con le mani. Ed è tiro libero. Adesso si può decidere di calciare o dal dischetto del tiro libero o se invece dal punto. Parisi decide di calciare più centralmente possibile, quindi decide dal tiro libero. Contro Cali che quest'anno ha neutralizzato tutti i tiri liberi. Vediamo se continuerà con questa sua tradizione personale. Apre le braccia un po' quasi come Dudek per ricordare i momenti del calcio famosi. La finale di Istanbul tra Milan e Liverpool, chiaramente non facciamo paragoni, però Parisi contro Cali. Arriva il fischio con Parisi e Cali ancora respinge, ormai è una tradizione. Catania allontana, Vivarelli col petto, mette giù, poi Pecoraro,
Non è che testa tutto il campo verso Catania, sbaglia il tocco, non è preciso qui Catania, non è un buon inizio per lui, però torna in campo dopo tanto tempo e credo che sia piuttosto normale. Minuto 31, manca un minuto, poi ci sarà la fine del primo tempo. Pecoraro. C'è la Mitaro, rappa 1-2, geniale, poi Chinnici chiude la strada, palla in rimessa. Rappa nuovamente, Pecoraro, se si crea l'occasione calcia da fuori, doppio passo, la Fiura. Poi c'è la Mitaro, rimessa laterale rosanero con Vivarelli. Chinnici. Come sempre Chinnici salta il primo uomo. Catania di prima, ne escono benissimo dalla pressione Chinnici, c'è la fine dall'altra parte, Chinnici può calciare, Chinnici secondo palo, la Fiora! E non sbaglia mai dal limite la Fiora. Ancora una volta genialata di Chinnici, che qui regala un'uscita dalla pressione da calcio a 5 con Ciccio Catania e fanno 4-0. È una prestazione sontuosa quella di Chinnici oggi. Dentro Sarci nel frattempo per gli ultimissimi istanti, ma crediamo che manchi pochissimo perché siamo già al 32. Poi il duello tra Vivarelli e Pecoraro viene vinto al momento dal 7 rosanero. Rappa Pecoraro. L'ultimo tocco di Pecoraro. Catania imbucata, la Fiura, Chinnici fatto giù. Ma perché non lo dai il tiro lì? E poi fece il primo tempo con la Fiera molto dolorante. 4-0 dopo 33 minuti, una gara bellissima con un super Palermo Futsal Club che sta giocando veramente una grandissima prestazione. Nel frattempo noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi sui canali sportivi, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo. Scontro salvezza in piena regola, quello che si gioca al Pala CUS di Palermo. Si chiude il 2024 per CUS, Palermo e Sporting Alcamo. Due squadre che hanno bisogno di rialzare la testa per pensare all'anno nuovo con maggiore forza e maggiore grinta. Qui subito palla gol per il CUS Palermo con la conclusione che si spegne alta. C'è stata anche una deviazione non ravvisata dal tandem arbitrale, poi si accende dall'altra parte Guarino con la palla in mezzo per Marco Quinario, che porta in vantaggio la squadra giallorossa all'esultanza del giovane fantasista fiore all'occhiello anche della compagine Under 19 Cussina, che sblocca il risultato tra le mura amiche. Non ci sta però lo Sporting Alcamo, che alla prima vera occasione da gol realizza subito il gol del pareggio, lo firma Di Gaetano con questa punizione beffarda, più piazzata che forte, ma che va comunque a battere l'Opiparo per l'1-1 immediato della squadra bianca e blu, che poi deve resistere agli assalti del CUS Palermo. Qui una palla in mezzo, Guarino non la riesce a mettere alle spalle del portiere avversario, poi cerca ancora il quintetto bianco-blu di calciare, conclusione di Parrino respinta da Lopiparo, poi tentativo di Guarino dalla distanza sui sviluppi di una palla inattiva, sfera che si perde sopra la traversa. Torna ad attaccare con una certa insistenza la squadra di Isgro, che qui ancora con questa giocata di Moncada al centro, con l'erroraccio di Biscari sotto porta, avrà comunque modo di rifarsi il giovane pivot del CUS Palermo, che intanto si gode il primo gol in questa avventura giallorossa di Ciccio Moncada, e la rete del 2-1 che riporta avanti la formazione palermitana proprio poco prima della fine del primo tempo. C'è però spazio ancora per un'opportunità per lo Sporting Alcamo, che va ad un passo dalla rete del secondo pareggio. Poi con le immagini realizzate da Andrea Germanò passiamo al secondo tempo, che si apre con un miracolo da parte di Lopiparo su questa imperversata della squadra alcamese. Poi dall'altra parte subito l'azione insistita e la rete del 3-1 realizzata da Mirko Guarino, e il gol
che porta per la prima volta sul +2 il Cus Palermo. L'esultanza prima verso la tribuna, poi con i compagni di squadra per il capitano del Cus Palermo che qui deve difendersi dall'avanzata ancora di Di Gaetano, ben respinto dalla difesa di casa, che poi cerca la ripartenza nell'azione successiva, e allora è praticamente un 2 contro 0 con la palla per Quinario a tu per tu con il portiere, la respinta, poi la palla ribadita in rete e l'esultanza è il 4-1 per il Cus Palermo, che scappa via nel punteggio ancora con Mirko Guarino che guarda la tribuna, esulta ancora una volta con la gente che è venuta a sostenere il Cus Palermo per questa partita fondamentale, partita sulla quale mette ancora lo zampino Cicciolo Piparo con una grande parata, poi ancora un contropiede, questa volta Biscari non può sbagliare, Biscarino sbaglia, nel gol del 5-1 marca ancora il tabellino dei goleador, il giovane pivot, una delle più belle scoperte di questo inizio stagione molto complicato per il Cus Palermo. Qui Sporting Alcamo che non ci sta a venire messo sotto così dagli avversari, però la palla gol sprecata che abbiamo appena visto grida vendetta, e allora dall'altra parte ancora Cus Palermo che attacca con la palla messa in mezzo e la rete del 6-1 e l'esultanza di gruppo qui con Quinario che ha servito veramente un cioccolatino al suo compagno di squadra nel finale. C'è gloria ancora una volta per Di Gaetano che piazza un'altra bella punizione, questa volta sotto la traversa, e la rete del 6-2 dopo la rete realizzata in precedenza da Scianna, ma non c'è più tempo, torna a vincere il Cus Palermo e lo fa in maniera roboante tra le mura amiche contro lo Sporting Alcamo. Marco lo conosciamo tutti, queste partite poi lui se esce fuori per l'avversario sono brutte notizie. Oggi è stato un grande capitano, ha trascinato la squadra, è riuscito a portare questa vittoria a casa, ma sono stati bravi tutti a reagire perché non è stata una partita facile, è stata una partita difficile. Loro difendevano bene, aspettavano di uscire fuori con i contropiedi e ci hanno fatto male con molti contropiedi, però l'abbiamo portato a casa e questa era la cosa importante. Ora un turno di riposo per voi, anche in vista di queste vacanze natalizie. Come ha visto la squadra in questo primo spaccato di campionato? C'è ancora tanto da lavorare, sbagliamo ancora molto, però cercheremo di migliorare. Adesso abbiamo quasi un mese di sosta, ma riprenderemo l'11 gennaio a Barcellona, a Messina, per l'ultima riandata, quindi avremo un po' di tempo per lavorare con serenità. Era importante vincere appunto per stare sereni, adesso dobbiamo lavorare ancora di più perché ci aspetta un ritorno ancora più competitivo e più difficile. Inizia anche il secondo tempo, siamo tornati quindi live per commentare la sfida tra Palermo Futsal Club ed Emiri, risultato di 4-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Ci sono subito diversi cambi perché per il Rossonero vediamo Nicchia, Franco, Chinnici, Pisani e Calì, ovvero il quintetto iniziale anche nella prima frazione. Dall'altra parte invece c'è Giangrande lì davanti, Ciana, Mitaro, Sarci e Rappa, ovvero coloro che hanno finito il primo tempo. Franco subito scappa sulla fascia, rientra, si ferma, stoppata, palla dentro per Nicchia che non ci arriva, però che idea di Franco. Era una grande idea quella di Franco con Nicchia che l'aveva pure capita. Franco intercetta il pallone, poi sbaglia il passaggio, c'è la metà. Palla sbagliata su Sarci. Vediamo chi si riscalda, qualcosa sicuramente ci sarà da entrambi i lati. Tanto Rappa, chi dici, sempre attento. Calì sbaglia il passaggio Chinnici, poi Nicchia libera un po' come può, un rischio un po' eccessivo. Nicchia va giù, Giangrande, palla netta, poi Franco va subito a 1000 a rubare il pallone verso Sarci che riesce comunque a crossarlo dentro, però non c'è nessuno dei suoi e dunque rimessa laterale. Nel frattempo anche Pisani che fa i complimenti a Nicchia, a dire ok, bravo, ho fatto bene a fare quel movimento, non ti preoccupare se non ti hanno fischiato il fallo.
Pisani nasconde il pallone in mezzo a due. Che giocata di Pisani qui. Chinnici, Pisani riceve il pallone, doppio passo, vuole andare in mezzo a due, si complica tanto la vita il 12. Pisani che veda un grande momento di forma con 3 gol consecutivi, poi il digiuno in realtà contro il Bonifato Alcamo, però anche pochi minuti in realtà giocati. Chinnici, Pisani, palla al centro, Franco con il tacco per Chinnici, questa volta non arriva in anticipo, arriva leggermente in ritardo Chinnici, ma anche per la buona chiusura di Giangrande. Rappa, Franco di testa, Nicchia, la difende bene, può aprire per Pisani, palla generale, palla sul secondo palo, e qui forse Pisani poteva anche calciare, però Chinnici lo applaude perché dice è questa la giocata giusta, era questo quello che dovevi fare, non importa se non hai calciato. Forse Pisani poteva calciare in porta, però ha scelto l'altruismo. Poi Chinnici, mura Franco, Giangrande, vuole liberare lui, Rappa, si allarga un po', poi palla in verticale verso Sarcilla, difende, c'è Nicchia con l'insegue, non ritorna dietro saggiamente da Giangrande. Ciaramitaro accorcia Chinnici, Rappa dove il passaggio, poi si complica la vita perché ha provato un'imbucata verso Giangrande, ma Franco come sempre molto molto utile in questa fase di ripiegamento. Chinnici sbaglia tutto, regala il pallone a Ciaramitaro che apparecchia verso Giangrande, esterno, Ciaramitaro ancora, troppo esterno, Pisani molto bravo qui. Rappa, Ciaramitaro sbaglia il passaggio di ritorno, Nicchia capisce tutto, un 3 contro 3, Nicchia è veloce, vuole passare il pallone a Franco ma sbaglia, poi Rappa con l'esterno, Ciaramitaro, questo Sarci, Rappa, e Giangrande che invece ancora ruba lo spazio. Pisani lotta un po' con Rappa, la meglio il capitano degli Emiri, poi Chinnici si concede pure un piccolo sombrero, ma palla fuori. Rimessa quindi per gli Emiri. Giangrande adesso si trova in posizione un po' difensiva, tenuto da Nicchia. Rappa cerca di gestire meglio la palla gli Emiri rispetto al primo tempo, e Rappa in tal senso è molto utile perché è anche molto bravo in questo tipo di lavoro. Giangrande, Chinnici anticipa Rappa, poi apparecchia per Nicchia che va giù. Non c'è nulla però, si continua, palla che passa, Giangrande con un piccolo rimpallo, salta pure Franco, Giangrande va sul destro, cerca pallone in mezzo, Chinnici allontana adesso, è 2 contro 1, Nicchia, c'è in mezzo Pisani, guarda la porta, Pisani! Qui se l'è divorato totalmente però. Scivolato di Franco, ruba il pallone, che partita anche per lui, non ne smette mai di correre, un giocatore con delle batterie praticamente infinite. Giangrande va sempre molto alto, Chinnici. Qui Pisani poteva fare però molto di più. Ha fatto una finta con l'esterno, con la suola di destro, poi col sinistro la patente appoggiato su Arcilesi che non ha neppure compiuto la parata, si è trovato lì praticamente. Franco. Rappa non concede il dribbling, molto bravo a chiudere l'interno. Sali, Filippi, bravo Danilo. 2. Pisani. Chinnici. Palla imbucata, Nicchia va sul fondo, sul mancino Nicchia! Lo fa bellissimo e ormai la sua giocata si allarga e poi tocco morbidissimo, quasi all'Emanuele Fiorentino, fa 5-0.
Dentro Guglielmini, fuori Cialamitaro, dentro anche Comito per Rappa. Guglielmini va sulla destra da Comito, cerca il passaggio, poi Franco capisce tutto, ancora una volta ruba l'ennesimo pallone, si autolancia, c'è Nicchia, è velocissimo Franco, ancora Franco può calciare, Franco! E la parata di Giangrande, non di Arcilesi qui, poi contropiede Giangrande, apparecchia, Guglielmini si dimentica il pallone, poi riesce comunque a prenderlo ancora e Nicchia lo libera, scivola pure Sarci, non c'è veramente un momento di pausa in questa partita, Nicchia apparecchia, Pisani può calciare, Pisani, Arcilesi ancora. Pisani, Chinnici. Pisani. Dice di aver subito un fallo. Non c'è nulla. Nel frattempo si riscalda Furia. Guglielmini. Giangrande, pressa alto, come sempre Franco, palla dall'altra parte, c'è Comito, ma c'è soprattutto Chinnici. Poi Pisani subisce fallo. Minuto 38, 5-0 risultato, Manita. Rosanero, una grande partita. Pisani. Chinnici di ritorno, ancora Pisani, gioca semplice il Palermo ma lo fa in maniera molto efficace con Nicchia, non sbaglia ancora una volta, ma che giocata di Antonio Pisani, non fa gol, fa assist, va bene lo stesso, 6-0. Il tempo non fa cambi ancora mister Gentile, vediamo se ci sarà spazio. Comito, Sarci, Guglielmini, Chinnici ancora una volta ruba l'ennesimo pallone della sua partita, che gara, palla verso Nicchia, primo errore per Chinnici, non da lui, però credo che tutti lo possano perdonare. Poi sporca l'ennesimo pallone, Pisani nasconde la palla, molto tecnico Antonio Pisani, che qui saggiamente dice ok, mi fermo, forse è meglio. Franco, Nicchia contro Comito, destro-sinistro, va sul mancino, questa volta scelta sbagliata, poi il duo Comito-Sarci ruba il pallone. Franco, sbaglia il passaggio Franco, Giangrande lo salta, apre verso Guglielmini e Chinnici prende anche questa. Si riparte in contropiede con Pisani, apre Franco, secondo palo per Chinnici che riesce comunque a arrivare sul pallone, poi mette verso Pisani che la mette sotto l'incrocio ed esulta come Jude Bellingham. 7-0, che gol! Palla, come sempre proviamo a indovinare chi ha fatto l'assist. La risposta è Lorenzo Chinnici, insomma è anche un po' difficile sbagliare chi fa l'assist perché praticamente fa sempre tutto lui. Poi Pisani l'ha messa sotto l'incrocio dei pali, 7-0, è un Palermo Futsal Club incredibile per ora. Adesso Furia va giù, fallo. Guglielmini va sul destro e calcia, poi sul secondo palo Giangrande non riesce a calciare verso la porta e Pisani mette una pezza col tacco, ancora una volta sempre molto utile, e Guglielmini invece si divora il gol, poteva provare a riprendere la partita più che altro anche per la gara di ritorno. Cali, Comito, Furia, Chinnici prova l'anticipo ma sbaglia, Franco, le finte, palla però forse fuori, infatti senza forse, leviamolo, palla fuori. Cosa entra qualcuno perché la Fiora dovrebbe fare il suo ingresso adesso, anche Fiorentino, insomma quando mister Gentile vince 7-0 contro una squadra forte, comunque contro i Salemiri, nonostante la panchina di La Fiora e Fiorentino, insomma credo che siano dei segnali importanti.
Guglielmini con il destro, deviazione di Franco, calcio d'angolo. Poi Giangrande con potenza, palla fuori, non di molto, Calira è immobile qui. Chinnici. Pisani. Palla che passa, Nicchia, si autolancia, un 2 contro 1, Nicchia sceglie la giocata solitaria, questa volta la sbaglia e fa pure falla a Foria, che è molto intelligente perché sente il contatto, va giù, guadagna un calcio di punizione. Nicchia non stava brillando forse nelle ultime partite, oggi invece dobbiamo dire di sì. Con una prestazione incredibile, tripletta. Furia. Lotta con Franco, c'era il doppio di Nicchia. Comito. Guglielmini se la porta avanti, può calciare con la punta, prende però in pieno Chinnici, poi ci prova anche Furia, palla che favorisce Giangrande, Franco invece gliela ruba con un piccolo saltello e poi apre su Nicchia che è sempre molto veloce, in mezzo a due avversari, si ferma e infatti va da Pisani che guarda la porta. C'era Franco però che poteva essere servito, nel frattempo chiama il cambio mister Gentile con Nicchia che lascerà il terreno di gioco alla Fiura. Giangrande, palla ottima di Guglielmini, poi non riesce a saltare Calì. Pisani. La Fiura. Chinnici. Poi Franco chiede anche il cambio, stanco. Sta per entrare Fiorentino al suo posto, insomma un cambio che non abbassa il livello della squadra. Per nulla, anzi. Dentro Fiorentino, fuori Franco, questo è il cambio. Anche su Gian si alza dalla panchina, forse per Pisani, lo vedremo tra qualche istante. La Fiura per Fiorentino, poi Furia ancora una volta in anticipo, buon ingresso però per il 15 che gara piuttosto ordinata. Pisani vince il rimpallo, Pisani! Traversa terrificante per Pisani. Era una bomba quella calciata dal 12. Comito. Pressione alta, Furia, Pisani, ruba ancora il pallone, poi c'è anche il passaggio, poi Furia forse con il braccio, ma non per il direttore di gara. Rimessa Emiri con Comito. La prossima, Fede. Chinnici. Si inserisce Fiorentino, Chinnici rischia un po', passato in orizzontale verso la Fiura, il compagno di 1000 battaglie. Pisani, sempre molto elegante, palla al piede, Fiorentino, le finte, va sul destro, apre, poi no, si confonde un po' col pallone, poi chiude con Guglielmini che si stava lanciando praticamente a rete. Fiorentino, palla centrale, Pisani, grande lavoro da pivot, si appoggia su Furia, poi la Fiura, nel frattempo si accendono le luci del Tocia. Migliora anche la visibilità probabilmente di tutti coloro che ci state guardando da casa, che noi chiaramente salutiamo e vi ringraziamo sempre di essere così tanti a guardare le gesta non solo del Palermo Futsal Club ma chiaramente di tutte le squadre che la redazione sportiva li segue. Nel frattempo la Fiura cerca il passaggio, chiude in anticipo Giangrande, Comito, ancora Giangrande che lascia il terreno di gioco per Sciacca, ora Comito da fuori e qui Calì si mette in proprio con il piede a negare il gol a Comito, che aveva anche calciato bene in realtà con la punta. Sciacca, lui che è stato che probabilmente è quello ad andare più vicino al gol dei suoi, con una traversa alzata però da Calì e poi con una gran bella parata sempre del portiere. A tempo Comito un po' di difficoltà con Chinnici. Guglielmini, Fiorentino, palla che non passa, poi Comito ancora su Guglielmini, palla fuori.
tempo fuori Pisani, dentro su Jean, questo è il cambio. Vedo ci sarà spazio per Lopez, che ancora non è entrato in realtà. Su Jean. Fiorentino, palla di ritorno su Jean, ancora palla che passa, La Fiora! Doppietta per Vito La Fiora, forse il gol più facile della sua stagione. Ne fa un altro ancora, La Fiora, 8-0. Ancora una volta una gara incredibile per Capitan La Fiora. Questo è stato un gol chiaramente facilissimo da fare, però bisogna, come diciamo sempre, trovarsi lì. La Fiora lo sapeva, su Gianni gliel'ha data questa palla. Furia. Il cammino della Rosanero in questa coppa è iniziato, ricordiamo, con la vittoria con il Real Sports con i suoi 7-0, poi la sconfitta in trasferta in dolore 4-3, perché vediamo, valgono tutti i gol complessivi. E lì Palermo chiaramente aveva vinto l'andata con 7 gol di scarto, giocando anche un po' con le seconde linee, facendo giocare anche i ragazzi un po' più giovani. Ci ricordiamo infatti tutti dell'esordio delle portiere San Martino, una grande gara. Chinnici taglia il campo, Chinnici con la punta, Arcilesi prima col piede e poi forse con la faccia. Nel frattempo si riscalda Rappa, che potrebbe rientrare in campo, forse per Comito. No, Comito non è in campo, forse per Furia con Parisi che si potrebbe allargare. Questa è un po' la prima idea che ci facciamo. Su Jean apre per Chinnici, prende in pieno Furia, è veramente in giornata super Lorenzo Chinnici. Credo forse la migliore partita della sua stagione quest'anno, impressionante oggi. Su Gian per La Fiora, palla di ritorno, su Gian ancora, dietro su Chinnici con calma impressionante, serve Fiorentino. Oggi forse lui un po' è mancato, però quando poi ci sono gente come Chinnici, La Fiora, Pisani, Nicchia che giocano così, anche una giornata storta può capitare. Fiorentino è stato quasi sempre il migliore in campo in quasi tutte le partite, oggi forse non sta brillando tanto, ma va bene lo stesso, perché chiaramente ci sono anche tanti altri giocatori che sono di qualità. È una squadra formata dal collettivo, non dall'individuale, quindi insomma va bene così. Calì, La Fiora. Nel frattempo si riscalda anche San Martino, che potrebbe fare il suo ingresso. Vediamo quanti minuti gli concederà il tecnico Gentile. Forse 5 minuti, vediamo, perché si sta riscaldando adesso. Quindi ci sbaglia il passaggio, forse più della sua partita. Guglielmini, buca Calì sul primo palo, fa 8-1. Gol con tanta prepotenza da parte di Salvo Guglielmini, che qui si è lanciato da solo dopo aver rubato il portiere, aver rubato il tempo. Nel frattempo fuori Calì, dentro San Martino, dunque lo fa subito, 10 minuti. Vediamo come risponderà il giovane portiere chiamato in causa per la terza volta in stagione, seconda in Coppa, grande protagonista della seppur sconfitta contro il Real Sports, facendo comunque una grande partita. Fiorentino su Gian, dialogano molto bene, c'è La Fiora sul secondo palo, rientra, poi Fiorentino ostacolato, poi Comito, anzi Parisi ruba il pallone e si autolancia, Parisi va sul destro, Parisi! Palla fuori! San Martino era uscito anche bene, Parisi l'aveva piazzata, poi sbaglia Chinnici. Guglielmini apparecchia Parisi, poi Fiorentino con la testa a negare il gol e poi dentro Sciacca! Forse poteva anche stopparla. Nel frattempo mister Gentile, che chiama a gran voce, possiamo dire, il direttore di gara con tantissima voglia di chiamare un time out, che viene chiamato di fatti in questo momento al minuto 50 e 30 secondi. Infatti sorride un po' il direttore di gara, perché effettivamente mister Gentile l'aveva chiamato quasi con una cantilena, nel tentativo di attirare la sua attenzione, che sembrava di volta chiaramente anche molto guardando che tutto fosse ok in campo, e dunque ci può anche stare. Ma facciamo male, ragazzi! 8-1 perché si possa sintetizzare in questo istante. Ricordiamo che sono previste 2 partite, Dobbiamo andare, dobbiamo vincere quella di andata e quella di ritorno. Facciamo di fare più gol, ragazzi! Dai! Tieni qua 2 minuti. Quindi devi cercare di fare qualche gol per riaprirla in vista della gara di ritorno. È giusto così. Dai, la vince di conta. Vai. E si torna in campo perché questi ultimi 9 di gioco. Recupero.
Frattempo Calì a caricare il piccolo portiere San Martino, classe 2005, ricordiamo. Un padre calcistico per San Martino. Calì sbaglia su Jean l'aggancio, ma era brutta la palla di La Fiura. Nel frattempo anche il vicepresidente Manfredi Pazzaia a caricare i propri ragazzi. Accanto come sempre al fratello Gabriele Pazzaia, ma anche ai tifosi. Vediamo difatti il signor Vivarelli, sempre pronto a tifare per il figlio. C'è anche Dante Vitiero che fa parte della squadra. Quest'anno soltanto una gara, quella contro il Real Sports di Coppa, il ritorno. Sta un po' cercando di recuperare la forma dopo infortuni che non gli hanno permesso di giocare. Poi Sciacca nel frattempo con forza, con Sujan. Un po' di nervosismo in campo. Nel frattempo è rimasto giù un giocatore. E Rappa è rimasto giù. Presso ovviamente un colpo lì dove fa tanto male, dove insomma consigliamo di non prendere botte, chiaramente. Auguriamo, anzi, più giusto, suggeriamo, che non credo che qualcuno si infligga delle conclusioni così. Nel frattempo Sciacca va sul mancino, Chinici chiude molto bene, poi Fiorentino si lancia col tacco, frega tutti, anche i propri compagni, perché stavano partendo tutti sulla profondità. Tacco di La Fiura, poi Chinici di prima su Jean, la tiene lì, Palese ringhia, va giù su Jean. Punizione. In 15 giorni abbiamo fatto Punizione con Furia che siete davanti su Jean. Dice Fiorentino, fischia a lui e infatti torna dietro da Chinici. Sbaglia il passaggio, terzo errore consecutivo perché dicevo un po' stanco, ha giocato tutti i minuti, credo che forse anche un cambio potrebbe essere una soluzione giusta per il 10, che è sicuramente il migliore in campo di questa gara, però anche un pizzico stanco, insomma. Non è impossibile vedere un cambio. Palla dentro San Martino, cosa ha parato? Miracolo assoluto di Giovanni San Martino. Su Gian va giù, Chinici nasconde il pallone con Sciacca, poi Fiorentino nasconde anche lui la sfera in mezzo a due e passa, però gioco fermo, nel frattempo Calì a gasare il giovane portiere. Dai, sali. Quinto fallo, dunque dal prossimo sarà tiro libero per il Rosanero, vedremo chi eventualmente lo calcerà. Nicchia potrebbe essere una soluzione, in effetti abbastanza questo campionato. Scivolata di Chinici in anticipo e poi palla trattenuta, fallo indiretto. Poi ricordiamoci anche La Fiora, lui che ha battuto forse quello più pesante di questa stagione, ovvero quello contro l'Oratoro San Vincenzo sul risultato di 3-2, segnando il pareggio del 3 pari con una conclusione che ha bucato Presti e Giacomo, un gol che poi ha portato alla vittoria di Rosanero con un super fiorentino. Tanto schema pari, si calcia, San Martino prende anche questa, vediamo. Sì, è calcio d'angolo, quindi la tocca San Martino, grande parata. Sta rispondendo molto bene il giovane portiere. Nel frattempo sistema la porta perché si è spostato, forse è stata colpita da Pessati Rosanero. Fiorentino guarda la porta per un istante, prova anche a pensare una conclusione, poi apparecchia su Jean, traversa come Pisani su Jean, sfortunatissimo. Frattempo la toccata Arcilesi. Chinici, palla nascosta, Fiorentino! Dove l'ha messa? Con il destro, con la punta, palo gol, impossibile da fare passare. Poteva farcela soltanto Emanuele Fiorentino, 9-1. Fatto un gol impressionante qui Fiorentino, era impossibile calciare così da quella distanza, messo in quel modo e mettendola lì. Però Fiorentino può farlo evidentemente. Sciacca
Rappa sbaglia il passaggio con Parisi che prima fa cenno di andare in profondità, poi invece quasi come un elastico torna dietro. Vivarelli, Guglielmini pressa altissimo, ruba il pallone. Parisi, nel frattempo Vivarelli è entrato al posto di Sujan. Vivarelli ruba il tempo, c'è Vivarelli, c'è la fiora in mezzo, colpito, tiro libero. È giallo per Parisi. Dovrebbe essere tiro libero. Anzi no, non è tiro libero, è punizione. E dunque Lore, non t'allargare troppo, Lore. Bravo, Lore. Luca, non t'allargare troppo, Luca. Prima verso il centro. adesso Andrea La Fiora, vediamo se calcia Capitan Vito La Fiora, lui che è un destro molto importante. C'è anche Fiorentino. Rappa però è lì a murare eventuali passaggi. C'è Sciacca con Chinnici addirittura fuori dal campo. Adesso rientra, ma guarda la porta, La Fiora si allarga un po'. C'è però pure Fiorentino. Ma Fiorentino allarga per Vivarelli che non trova la porta. Era riuscito benissimo con schema, ma non andò bene. Rappa esce sulla pressione Vivarelli. Chiamato in causa Parisi, ammonito nel corso della scorsa azione per il fallo su Vivarelli. Ha fatto un ottimo scatto. Nel frattempo Vivarelli non segue Rappa. Guglielmini lasciandolo lì a Chinnici. Rappa. Sentiamo la voce di Gentile che dice non c'è bisogno di fare fallo. Poi La Fiora fa fallo invece. Un po' ingenuo qui il capitano rosanero. Fiorentino prende il pallone, scivolata Parisi. Fiorentino è più veloce, si mette davanti. Parisi ancora, Sciacca. E poi qui Sciacca strattonando Fiorentino. C'è un cartellino rosso sicuramente per Sciacca che ha trattenuto Fiorentino in maniera abbastanza vistosa e poi da modo di cadere si sono un po' scontrati. Nel tempo gli animi si sono alzati, chiedo scusa, non abbassati chiaramente. Sono tutti in campo adesso. Nel tempo vediamo se c'è qualche cartellino. Accompagniamolo fuori, grazie. Nel tempo espulso. Nel frattempo rosso per Fiorentino probabilmente pure. Rosso per Fiorentino, rosso per Sciacca. La decisione di Toga è stata di espellere i due calciatori. Nel frattempo c'è veramente una confusione incredibile. E qui bisogna anche pensare più che alla squalifica in sé, perché Fiorentino che possa saltare magari la partita di ritorno sul 9-1 possa anche starci, ci può anche stare, però bisogna guardare le giornate, perché il rosso diretto non è sempre una giornata, potrebbe essere qualcosina in più e quindi rovinare l'andamento della competizione per il rosanero, perché Fiorentino che manca, vedremo per quante partite, a seconda chiaramente che scriverà nelle taccuino e il signor Schifano, chiaramente, però Fiorentino almeno per ciò che abbiamo visto non ha fatto nulla e qui bisogna vedere e capire ciò che scriverà il direttore di gara.
e forse magari dare un'espulsione sì, però forse per una giornata, però qua chiaramente poi non rientra più nelle competenze dell'arbitro, rientra poi nelle decisioni del giudice sportivo, e quindi lì poi sulle giornate non si può fare nulla. Però bisogna capire adesso, bisogna veramente capire, perché potrebbe andare a modificare quello che è l'andamento stagionale del Palermo Futsal Club, perché perdere Fiorentino adesso è dura. Nel tempo dovrebbe essere tiro libero. Qui mister Gentile infatti sta continuando a protestare dicendo: posso capire il rosso e il giallo, col giallo chiaramente per il rosanero, però rosso e rosso no. È come chi te carapanestro con tutti con le persone! Che cazzo fa? Adesso si ritorna in campo, non è tiro libero ma è ancora punizione. 4 minuti ha detto il direttore di gara, si gioca dunque fino al minuto 66. Solo uno che reagisce. Se io confino, ma secondati, poi tu reagisci, chiunque reagisce. Il Vito si fa i cazzi suoi, poi se butta fuori come carabinieri. Sarà quindi calcio di punizione. 4 minuti dal coordinamento giornalistico ci informano anche di questo. 2 minuti vi dico che devono entrare. Anche Arcilesi. Adesso 4 minuti. Nel frattempo Chinici scherza un po' con Guglielmini. Schema per Vivarelli che calcia molto forte, potenza però male. Guglielmini, ricordiamo, si gioca in 4 contro 4 per 2 minuti. Non sono le regole della Kings League, ci sono state 2 espulsioni di conseguenza. C'è un cambiamento anche nello scheletro in campo per questo motivo. La Fiura, Vivarelli, finta su Guglielmini, prova a passare anche Rappa, salta tutti, Vivarelli col destro, si mette in proprio e lo fa benissimo, 10-1. Nel frattempo ricordiamo a tutti a casa anche un po' il regolamento, perché si potrebbe dire quando c'è un'espulsione bisogna giocare in 4 per 2 minuti previo gol. Sì, è vero, avete ragione, però in questo caso è un 4 contro 4 e di conseguenza non c'è questa regola e quindi si rimane in 4 contro 4 sempre per 2 minuti, dunque fino al minuto 65 dovrebbe essere. Si prosegue con questa inferiorità numerica da ambedue i lati. Guglielmini va sul destro e calcia. La Fiura aveva guardato fino all'ultimo, lo ha portato un po' sull'esterno, poi l'ha fatto calciare da lì. La Fiura, buona l'aggancio con Guglielmini che rientra, c'è Vivarelli in mezzo, va sul sinistro, le finte, vive la Fiura! Palla fuori. Parisi, cercare il dribbling, va sul fondo, calcia, che dice prende anche questa, poi Parisi commette fallo. Nel frattempo si può entrare, dunque rientrano da un lato Ciaramitano, dall'altro vediamo chi, Catania per questi ultimi istanti. Nel frattempo tiro libero con la Fiura che si è preso il pallone e non ha guardato nessuno, dicendo ok, qua questa è mia, mi dispiace, non voglio sentire ragione. È il capitano, sta giocando una grande gara, insomma credo che si meriti anche l'opportunità di trovare un altro gol. Vediamo. La Fiura con il destro la piazza e fa sempre benissimo, 11-1, e poi con questo gol termina anche la partita. Vince dunque il Palermo Futsal Club e convince sicuramente, vincendo questo secondo turno di andata chiaramente contro il Futsal Emilio, un risultato molto sonoro, e adesso testa al ritorno. Una gara importantissima vinta dalla formazione rosa. Nel frattempo anche
Chinnici qui a festeggiare sotto la telecamera. Diciamo una vittoria molto molto importante per i rosanero, che hanno convinto pienamente, perché ci si aspettava forse anche dopo le vacanze, dopo l'anno nuovo, magari una piccola flessione negativa. Chiaramente non è così, perché il Palermo ha risposto con ben 11 gol e una prestazione sontuosa. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.